buon approccio dell'Entella che ha cercato il gol fin da subito, la squadra forse un po' calata nel finale, anche se poi le occasioni ci sono state e questa sera gli episodi che erano determinanti ai fini del risultato non sono stati favorevoli all'Entella per molti motivi. Sì, 30 minuti molto buoni, un approccio giusto, diverse occasioni e quando succede così che non trovi il gol quando lo meriti non è facile poi tenere quel ritmo per tutta la partita. Ci siamo leggermente allungati dopo il 30°, forse spaventati anche da quell'occasione un po' casuale con la scivolata del nostro centrale. Però secondo me la squadra ha giocato in maniera importante, si vede che abbiamo un'identità, l'abbiamo voluta riconfermare oggi sul campo e non abbiamo mollato niente, non abbiamo cambiato niente rispetto al nostro atteggiamento classico, segno di grande personalità. Martedì si torna in campo, una partita molto importante, contro Ostina c'erano 2000 persone, la società propone la gradinata a €1, quanto sarà decisiva e determinante la spinta del popolo biancoceleste? Assolutamente determinante, bisogna che nonostante la giornata lavorativa i nostri tifosi vengano al comunale e sostengano l'Entella fino all'ultimo, come hanno fatto per la verità ieri, come hanno fatto a Vercelli, straordinariamente presenti e determinati. Sono battaglie, saranno battaglie dure fino all'ultimo, le squadre vengono e si chiudono, però bisogna essere determinati e andare avanti e io sono ottimista perché ho visto un gruppo e una squadra in grande condizione fisica e mentale e bisogna che continuino così.